finisce di Hernanes dietro di Vale Mandic, Mihajlovic arretra Bonaventura per confermare nel tridente Niang, ed è del francese la prima iniziativa, il cross deviato da Barzagli, arma il sinistro di Kufka che non trova il bersaglio. Meglio il Milan nella prima mezz'ora, qui l'iniziativa di Bonaventura che verticalizza il pallone per Cerci che potrebbe concludere a rete, invece cerca la sponda per un compagno immaginario. La Juve nel finale costruisce la migliore opportunità con la posizione di Hernanes, deviata da Bonaventura, fa un figurone Donnarumma deviando in calcio d'angolo. Juve che passa al 3-5-2 con Bonucci per Hernanes nel secondo tempo, Pogba con il destro, pallone che si abbassa in qualche modo, Donnarumma stilisticamente non perfetto ma efficace nella circostanza. Poi al minuto 65 magia di Pogba che tocca in verticale per Alexandro Paladino, controllo e sinistro che non concede repliche di Paulo Dybala. Juve in vantaggio col sesto gol in campionato, il settimo stagionale dell'argentino a segno contro il Milan. Anche l'anno scorso sia andata che al ritorno con la maglia della Palermo. Nel finale ci prova il Milan con il sinistro di Cerci, c'è lavoro anche per Buffon, finisce 1-0 ed è la sesta vittoria consecutiva della Juve sul Milan in campionato, non era mai accaduto.